Sindaco, giunta al gran completo, collocato anche l'ultimo tassello mancante, c'era da sostituire Vittorio Messina, è arrivato Piero Macedonio. Abbiamo nominato la giunta che avevo designato durante la campagna elettorale, quindi con questo patto che abbiamo stabilito con i cittadini, con gli elettori. È una giunta che ha un grande profilo civico, con uomini e donne che sono rappresentativi delle professioni della città, che ogni giorno si misurano e si spendono per questa città, ed è una giunta che ha al suo interno l'UDC e il Patto per il Territorio, che sono il partito e il movimento che hanno investito, creduto in questa campagna elettorale, hanno creduto in questo progetto, che è un progetto per governare e servire la città di Agrigento. Eppure negli ultimi giorni si era parlato di un momento di tensione tra lei e il Patto per il Territorio, in particolare con Riccardo Gallo, con Piero Macedonio, ma adesso tutto questo mette le cose in chiaro. È la prova, se mai ce ne fosse stato bisogno, che non vi è mai stato alcuna inclinatura nei rapporti, che il rapporto tra me e Riccardo Gallo è un rapporto prima di tutto fraterno e personale e poi politico, e siamo riusciti in anni assolutamente difficili a creare e realizzare un fatto politico assolutamente significativo per la città, che ha come suo obiettivo quello non di occupare il potere, ma quello di servire Agrigento e gli agrigentini, e la nomina di Piero Macedonio risponde proprio a questa logica, rappresentativo Piero del Patto per il Territorio, e quindi della lista e del movimento che ha sostenuto la mia campagna elettorale. Alla luce dell'intesa che si è registrata in aula con i partiti che nel primo turno hanno appoggiato Mariella Lobello, mi riferisco all'MPA, al PD, al FLI, ecco, in prospettiva potrebbero esserci nuovi scenari in giunta, questi partiti potrebbero avere spazio nell'amministrazione Zambuto? Guardi, la giunta che ho nominato è la prova del fatto che non ci sono inciuci con altri partiti, che le dinamiche che sono successe in Consiglio Comunale tra i gruppi consiliari che hanno sostenuto e sostengono la mia amministrazione sono dinamiche che apprezziamo, che hanno posto in una posizione di grande centralità l'UDC e il Patto per il Territorio, e soprattutto che hanno creato dei rapporti distensivi e per costruire, soprattutto per riuscire a coinvolgere tutti gli altri partiti e soggetti politici a dare un sostegno alla città di Agrigento. Ma questo è stato fatto senza alcuno scambio, questo è stato fatto senza alcun baratto, questo è stato fatto perché, alla luce di un risultato evidente che è stato quello elettorale, che la città di Agrigento ha dato, è stato anche giusto riconoscere tutti gli altri soggetti politici e dire governiamo per la città, ma nel rispetto di ruoli assolutamente distinti, rispetto ai quali non vi sono confusioni e non vi sono né inciuci né spartizioni. Tranne che con il PDL lo scontro con questo partito è ormai frontale anche in aula. Ma per quanto mi riguarda è ancora questo gruppo consiliare che continua a ritenere di essere in campagna elettorale, che continua a sostenere una linea di attacco nei confronti miei e dell'amministrazione, che li ha portati in Consiglio Comunale e non solo in Consiglio Comunale ad essere assolutamente marginali, isolati e a perdere di rilevanza politica.